Si sono concluse sui campi del Capanno e in via Sant'Agilla a Cagliari le finali della prima edizione dell'ACS Padel Tour Sardegna 2022. Il master amatoriale ha coinvolto da maggio oltre 500 appassionati di 9 circoli tra Cagliari, Quartu, Capoterra, Selargius, Santa Giusta, Porto Torres e Sassari. Dopo 5 mesi di confronti da un capo all'altro dell'isola, il titolo maschile è stato conquistato da Giovanni Abis con Stefano Carboni della Vibora Selargius, che hanno battuto 64-63 Alessio Sannia e Carlo Pilleddu della Campadel. Il titolo femminile è andato a Claudia Puddu e a Elena Falqui, sempre della Campadel, che hanno sconfitto Lara Mezzanotte e Silvia Siddi dell'Easy Tennis di Capoterra 63-62. Il doppio misto ha visto prevalere il duo Giovanni Abis con Daniele Aramu, Giovanni Amendola e Cristina Burlanca del Padel Tennis Center di Santa Giusta in 2 set 62-61. Il torneo, diretto dal maestro Andrea Bubu Melis, ha coinvolto anche atleti diversamente abili. Proseguiremo nel nostro percorso di sport, cultura e inclusione, ha dichiarato il presidente dell'ACS Andrea Lobina. Ed eccoci qua con questa bella manifestazione.